Sesta corsa, trofeo Gentleman for Life finale. Al guidatore del cavallo vincitore viene consegnato un trofeo offerto dal Club Gentleman Emilia Romagna. Bene, siamo arrivati appunto alla premiazione della finale Trofeo Gentleman for Life 2023. Sono con Otello Zorzetto che con Zico vince questa importante manifestazione. Beh, Otello, direi la prima per te, la prima volta che vinci il Gentleman for Life. Beh, un arrivo bellissimo abbiamo visto, è stata lotta, tu hai avuto la meglio, ovviamente i complimenti vanno a Zico, presentato Andrea Vitaliano in grandissima forma, soggetto atteso, però come detto la corsa è stata avvincente, si è decisa proprio alla fine. Sì, è stata una bellissima corsa e devo dire che il cavallo, nonostante l'età, Zico ha dimostrato di avere un cuore eccezionale perché è anche perfettibile di meccanica con i suoi agghiacci che ha per natura, e devo dire che mi ha sorpreso anche a me perché non pensavo l'ultima curva di poter vincere. In realtà appena visto la retta è ripartito e soprattutto non ha voluto farsi passare dal cavallo di Miniero che è arrivato forte. Quindi è un cavallo veramente eccezionale, l'ho guidato già in un'altra occasione a Cesena, però eravamo stati sfortunati. Oggi ci è venuta meglio, ma ce la siamo dovuta sudare perché come hai visto è stata una bella battaglia. Grande soddisfazione per te, ovviamente hai ottenuto il premio. Io ringrazio Patrizia Ventura, ricordo del consiglio amministrativo di Piccoli Grandi Cuori. Abbiamo presentato ovviamente il progetto che è il Polo dei Cuori al quale andranno i fondi raccolti dal Gentleman for Life 2023. Chiederei come ultima cosa a Michele Canali una conclusione di questa giornata e poi lasciamo ovviamente spazio all'ultima corsa. Sì, anche perché siamo dei ghiaccioli, quindi direi che la corsa è stata veramente avvincente perché c'è stato un chilometro lento e poi dopo gli ultimi 6 molto più veloci, un arrivo a ventaglio, ha vinto un cavallo che, come diceva bene Otello, si dice che è un cavallo fantastico, anche morfologicamente è venuto in premiazione molto bello, quindi credo che alla fine abbia vinto quello che doveva vincere. Il torneo si chiude qui per quest'anno, rifletteremo in questi giorni l'associazione che andremo a sponsorizzare per il 2024 e si riparte come tutti gli anni. Bene, io chiederei anche un saluto appunto a Patrizia Ventura, spero che la giornata sia stata piacevole. È stata molto piacevole, i saluti sono anche da parte di tutta l'associazione, da tutto il direttivo, da tutti i volontari e ringrazio ancora per questo anno e per questa possibilità anche di farci conoscere ancora meglio a Bologna. Grazie, auguri per tutti e buone feste. Grazie, quindi direi che da Winner è tutto, complimenti ancora ad Otello Zorzetto e la linea può tornare alla regia.